Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 12 dicembre. Allora che sei un infame la volta da mica mi guardi quanto ci vuole fissare. Ti ripeto, che tu. Ma sono veramente giorni di tensione crescente perché ci sono continui episodi di violenza, di degrado, sicuramente legati a sostanze, all'uso di sostanze, e sembra veramente moltiplicarsi quotidianamente. Martedì a mezzogiorno, l'abbiamo riportato ancora nei giorni scorsi, un brutale pestaggio ha colpito un operatore sociosanitario di Osità. È accertato ormai che la causa scatenante sarebbe stato un futile diverbio per una mancata precedenza automobilistica, insomma uno sgarbo tra virgolette di precedenza, e questo l'aggressore che in un attimo ha colpito in maniera pesantissima questo nostro concittadino che è un operatore sociosanitario che opera a Venezia e attualmente è ricoverato appunto come dicevamo al reparto maxillofacciale dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Poi verso sera, attorno alle 10, nei pressi del Selfie Bar, a strada Madonna Marina, un altro chioggiotto in un evidentissimo stato di alterazione ha dato spettacolo di sé capovolgendo un bidone di immondizia, infrangendo i vetri di un'automobile. Anche un'altra persona che lo conosceva ha tentato anche di portarlo via, ma il gesto ha contribuito forse a peggiorare la situazione, sembrava quasi che fosse sfociata una rissa. Il giorno successivo, mercoledì, a un certo punto c'erano le forze dell'ordine che stavano cercando una donna che alla fine poi l'hanno rintracciata, una donna di 45 anni, e anch'essa alterata dall'uso di sostanze, e la donna è stata poi rintracciata ai saloni e minacciava di togliersi la vita e poi è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario. Sono episodi che danno un'immagine di una realtà drammatica che coinvolge sempre più persone nella morsa di droghe come cocaina e crack. Queste sostanze, oltre a distruggere la vita dei consumatori, tra cui coinvolgendo anche i familiari, pensate a genitori che si trovano figli di 40, 45 anni, 50 anni totalmente ingestibili, alimentano comunque una spirale di violenza e criminalità con furti, danneggiamenti, aggressioni che diventano un mezzo per procurarsi denaro per la prossima dose. Il mood che distingue questo Natale si racchiude in un paio di parole: minimalista natalizio. È Silvia Vianello a forgiare il termine per queste festività che su un suo post afferma che ieri l'albero e le luci sul Corso del Popolo erano nuovamente spente. Come spente abbiamo visto quelle in Viale Mediterraneo. Hanno fatto eco vari commenti che hanno fatto notare lo stile minimalista natalizio lungo numerose strade, come ai Murazzi, stile in vigore da anni, forse per un risparmio energetico, supponendo un guasto visto il tempo di questi ultimi giorni. Green anche a Valli, convintamente qualcuno aggiunge, minimalisti anche a Borgo San Giovanni, spente anche le luci a sottomarina, qualcuno aggiunge chiedendosi dove vanno a finire i soldi che vengono incamerati dalla tassa di soggiorno. Qualcun altro chiede in calce una spiegazione e qualcun altro sostiene, ironicamente, che quest'anno l'amministrazione abbia puntato tutto sulla comicità. Effettivamente la promessa delle luci in corso il 1° dicembre, correndo, è stata mantenuta, ma la promessa dell'installazione in tutto il territorio entro l'8 non è stata altrettanto rispettata. Il costo delle luci per quest'anno e per i prossimi 2 Natali è di 120.000 euro. Mancano ad oggi, 12 dicembre, 13 giorni a Natale e le luminarie stanno ancora facendo parlare per la loro presenza-assenza, sia dove fisicamente ci sono, sia dove mancano. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico.
Il Superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su Superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. La criminalità in Veneto si sta manifestando con fenomeni troppo diffusi, afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Significa che in quanto a pene si è troppo permissivi. Probabilmente se le pene fossero di maggior consistenza, forse ci si penserebbe sopra prima di commettere un reato. Un dato tecnico che riporta il presidente riporta che chi viene colto in flagranza di reato sembra abbia già commesso almeno una decina di reati simili senza essere scoperto. Inoltre, e gli esempi li abbiamo anche nella nostra realtà, per giungere a una pena detentiva effettiva serve accumulare almeno 4 anni di pena, quindi oltre una ventina di furti con conseguente arresto. Spesso chi commette reati giunge da altri paesi dove le pene sono più severe e in Italia trovano il paese del Bengodi. Bisogna inasprire le pene e prevedere il carcere per chi compie tali reati, prosegue Zaia. Le carceri sono piene? Non è affatto uno spreco la costruzione di nuove carceri o anche recuperare vecchie caserme per farle diventare istituti penitenziari, conclude. È un investimento necessario per garantire sia la sicurezza che un percorso rieducativo adeguato a chi delinque. A Chioggia negli ultimi giorni si sono verificati episodi incresciosi. Ieri a una ragazza sono state messe le manette ai polsi dagli agenti della polizia. Il giorno prima un'auto ha avuto i finestrini e il parabrezza sfondati vicino a un bidone ribaltato da una persona apparentemente esagitata, senza contare le spaccate ai negozi per miseri bottini, ma in cambio di danni importanti. Dei furti delle abitazioni non sempre si viene a conoscenza. Chioggia non è più un'isola felice, anche se in confronto ad altre realtà i problemi sono inferiori, anche se il fenomeno sembra però essere in crescita. Ricordiamo che non tutti denunciano, molti ritengono si tratti di tempo perso, ma così non è. Chi compie questo genere di reati lo fa con assiduità, prima o poi compierà un passo falso e le denunce pregresse cominceranno a fare effetto. La giustizia è lenta come un elefante, ma arriva a fare il suo corso. La ragazza arrestata ieri non sembra sia una figura nota e quello che non vorremmo è che ai nostri ormai noti delinquenti si aggiungessero altre figure, anche provenienti da altri ambienti, rendendo ancora meno sicuro il nostro territorio. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Il prossimo 21 dicembre le cooperative di Chioggia, comprese le organizzazioni dei produttori, tra cui la Cooperativa Vongolari Sottomarina Lido, la Cooperativa Mare Azzurro, la Clodiense, l'OPB Valdia Veneto, i Cogevo e l'OPI Fasolari, doneranno alla Capitaneria di Porto di Chioggia un massaggiatore cardiaco, il primo a livello nazionale ad entrare nella dotazione della Capitaneria, con la speranza di non doverlo mai adoperare. Ci informa di questo il presidente del Cogevo, Michele Boscolo Marchi, Cogevo Chioggia. I vongolari recentemente hanno manifestato alle Zattere a Venezia, dove, giunti con le loro turbosoffianti, sono stati accolti dal Consiglio regionale Veneto, dal comandante della Capitaneria di Porto, dalla prefettura. La manifestazione si è ritenuta opportuna a causa della moria di vongole che ha messo in ginocchio il settore. Il periodo prenatalizio è sempre stato un periodo buono per il prodotto vongola di mare, la richiesta aumenta e di conseguenza si riesce a mantenere un prezzo interessante. Quest'anno le vongole di questo specchio d'acqua mancheranno. Ora si sta provvedendo a riseminare, sperando di vedere la crescita dei nuovi individui che possano ripopolare i fondali e tornare ad essere una risorsa ambientale ed economica per la nostra realtà.
Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Anche oggi l'incremento progressivo di una domanda di sanità, alla quale comunque noi dobbiamo dare risposta con gli strumenti giusti, che non sono solo il ricovero, ma sono anche i servizi territoriali, la vicinanza dei nostri servizi alle persone che vivono da solo, magari in condizioni ambientali anche difficili. Quindi in una realtà come la nostra noi dobbiamo riuscire a tarare la nostra attività sulla base di quelli che sono dei bisogni di persone anziane che magari vivono da sole e che soffrono moltissimo la solitudine. Uno degli elementi più importanti secondo me è stato il segnale rispetto alla popolazione infermieristica con l'apertura del corso di laurea che oggi è per infermieri. Questo è un segnale della volontà dell'azienda che vuole stare vicino alla sua componente professionale. Dopo è chiaro che è stato un anno difficile, anche il dare la risposta sui tempi di attesa e riuscire ad essere in linea con quelli che sono gli obiettivi della Regione per noi è stata una grande soddisfazione. Quali? I cruci è avere ancora qualcuno che si lamenta del nostro servizio, ma questo fa parte dell'indole umana, la perfezione attiene ad altre realtà, noi cerchiamo di lavorare con onestà e dare una risposta ad una popolazione che sicuramente dal pubblico si aspetta molto e noi vorremmo dare il giusto. Ma una delle cose sempre difficili sarà quella di lavorare correttamente sul bisogno di specialistica. Noi abbiamo la necessità di portare i professionisti e la popolazione su dei parametri giusti che tengano in equilibrio l'offerta e la domanda. Questo è un grandissimo lavoro e una grandissima sfida. Io su queste situazioni devo ringraziare il personale che ha sempre mantenuto una correttezza e una professionalità nell'approccio a questi eventi enorme ed è un ringraziamento che faccio veramente di cuore. Rispetto alla maleducazione, alla violenza si fa fatica ad intervenire, noi possiamo usare dei palliativi, dei sistemi che possono avvicinare magari chi contiene queste situazioni critiche rispetto a chi li subisce, magari dando la possibilità di avvisare immediatamente il personale di guardia, ma la cosa principale dovrebbe essere un segnale di educazione da parte della popolazione per delle persone che sacrificano tutta la loro vita, tutte le loro ore nel servizio alla persona. Il pronto soccorso ne è un esempio emblematico. Liste d'attesa noi lavoreremo soprattutto sulla appropriatezza che sembra un termine così vago, ma si può concretizzare in maniera molto semplice come abbiamo dimostrato agendo su alcuni fattori tipo le risonanze magnetiche, tipo le colonoscopie, cioè dando la prestazione giusta al cittadino che la chiede, non dando una risposta qualunque. Dobbiamo dare al cittadino quella risposta che gli risolve il problema e così non replica, non ritorna, non ha la sensazione di non aver ricevuto il giusto dal servizio sanitario. Noi la stiamo affrontando con tanti concorsi intanto e ringrazio anche Azienda Zero che è sempre molto vicina alle nostre esigenze. È un problema che progressivamente si sta riducendo, abbiamo ancora qualche area critica, in particolare la dermatologia, la pediatria, ancora un po' il pronto soccorso, ma è un problema che progressivamente si sta ridimensionando. Certo, noi continueremo, abbiamo incrementato, perché anche noi il 3% di prestazioni di specialistiche le abbiamo incrementato, quindi l'offerta è cresciuta, però abbiamo anche contenuto perché abbiamo utilizzato percorsi di appropriatezza, per esempio le risonanze magnetiche, offrendo l'alternativa utile a questa prestazione, quindi il cittadino ha ricevuto una risposta, magari la visita fisiatrica, che gli ha risolto il problema con un ciclo di fisioterapia e non ha fatto una prestazione impropria che magari generava
una visita ortopedica, una visita fisiatrica e così via. Quindi questi interventi, a nostro avviso, danno, come è giusto, al cittadino una risposta, togliendolo da un percorso che poi genera ulteriori prestazioni. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 12 dicembre, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp, Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e continuate a seguirci. Ciao a tutti!